Sono 262 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 7.718 tamponi processati nell'isola. L'incidenza risale fino quasi al 3,4 per effetto del basso numero dei tamponi fatti. L'isola torna così a scendere al sesto posto per nuovo contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 11.349 con aumento di altri 130 casi, i guariti sono 129, nelle ultime 24 ore si registrano 3 vittime e il totale dei decessi resta nell'isola 6.050. Sul fronte ospedaliero sono adesso 354 i ricoverati, 26 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 34 ricoverati, uno in più. Sul fronte del contagio nelle singole province, la nostra provincia risulta su 540 tamponi effettuati, numero di casi positivi 33, i soggetti ospitalizzati 7, i soggetti assistiti a domicilio 33, i soggetti guariti 66, quelli deceduti 2. Si tratta di cittadini residenti a Canicattì e Porto Empedocle, il secondo non era ancora vaccinato. Intanto sulla variante Delta del Covid-19 abbiamo sentito il parere di un esperto in materia, il pneumologo dottor Nenè Mangiacavallo. Ho ricevuto dal Ministero della Salute, in quanto medico, una circolare di allerta. Questo è già un segnale particolarmente significativo sul fronte ufficiale. Per quanto riguarda la mia esperienza e se vuole la mia competenza di medico nel territorio, devo dire che il problema non è soltanto la variante Delta, il problema è quello della risalita dei contagi che obbligatoriamente sono da mettere in relazione con la vita che noi conduciamo, con gli eventi che si moltiplicano a volte a dismisura. Attenzione! Non è mia intenzione dire che bisogna sospendere le attività, tutt'altro. È giusto che l'economia continui a camminare, sia pure lentamente, speriamo che possa andare più speditamente. Ma ciò non toglie che le misure fondamentali di prevenzione debbano essere applicate. Io non vedo per quale motivo non si debba indossare, se così si può dire, la mascherina o non si debba rispettare il distanziamento fisico. Potremmo andare al ristorante, anche se ora c'è il Green Pass obbligatorio, potremmo vederci con gli amici, potremmo festeggiare i compleanni, gli onomastici, i matrimoni, ma nel rispetto più assoluto di queste due componenti, che oltre ad avere un supporto scientifico hanno anche una base razionale indiscutibile. Quindi mascherina e distanziamento fisico in maniera da cercare di contenere quanto più è possibile la diffusione dei contagi, altrimenti, io non voglio essere allarmista, potremmo riscontrare una situazione che, se non sovrapponibile a quella precedente, sicuramente potrebbe destare preoccupazione. E per finire rivolgo l'ennesimo pesante e convinto appello a coloro i quali ancora non si sono vaccinati. Diceva il Presidente Draghi che l'appello dei Novax a non vaccinarsi è un appello a morire o a fare morire. Io penso che non poteva significare il problema in maniera più semplice e comprensibile. Quindi se ci sono residui di perplessità, preoccupazione, diffidenza relativamente ai contagi, basta vedere quello che è successo e succede ai soggetti vaccinati rispetto a quello che non sono vaccinati. Il 96% della variante Delta a cui lei faceva riferimento colpisce i soggetti che ancora non sono vaccinati, che significa che 2 più 2 fa 4.